sentite? Sì. Vedo un infante che ha abbassato notevolmente la media del pubblico oggi. Benvenuti a quest'ultimo appuntamento dei pomeriggi del Romanico. Un benvenuto alla professoressa Bianca Fadda, che oggi concluderà il ciclo delle conferenze con un racconto, una storia e un personaggio molto particolare. Anzi, ci permetterà di entrare proprio, abbiamo sempre parlato di documenti, abbiamo ricostruito, i relatori ci hanno permesso di ricostruire con i loro interventi la storia di questi uomini protagonisti del Medioevo sardo attraverso l'analisi e lo studio dei documenti. E oggi in qualche modo entreremo invece nel vivo, con chi li scriveva, attraverso un personaggio che ha realmente, materialmente scritto uno di questi documenti. Entreremo proprio non negli archivi, proprio negli scrittori, nelle cancellerie dove si redigevano questi documenti. Quindi un intervento che in qualche modo chiude e arricchisce gli interventi precedenti, perché avremo un altro punto di vista, quindi un altro spaccato, un'altra finestra su questo periodo e in particolar modo sull'XI secolo, perché il nostro protagonista di oggi vive, e poi io ritorno a casa perché lui opera diciamo nelle mie zone. Quindi visto che ero spudoratamente in ritardo anche oggi, che è l'ultimo appuntamento, perché come sempre non è vero, sono stata anche in anticipo, lascio la parola alla professoressa Fadda e alla sua storia. Grazie. Si sente? Allora, grazie per la presentazione. Ringrazio anche la professoressa Martorelli, la cara amica Rossana Martorelli, che mi ha invitato a partecipare a questa serie di iniziative, ma soprattutto di parlare di un personaggio che mi sta molto a cuore. In generale mi stanno a cuore tutti gli scrivani che per i giudici sardi hanno redatto i documenti che poi sono serviti nelle precedenti relazioni per ricostruire la storia dei giudici e dei personaggi importanti della storia sarda. Quindi anche Nicite è un personaggio importante e lo collochiamo, diciamo subito una premessa fondamentale, che tra il X e il XI secolo i 4 regni giudicali di Cagliari, Arborea, Torres e Gallura hanno ormai acquisito piena autonomia rispetto alla precedente dominazione bizantina e acquisito la fisionomia di entità statali che esercitano il potere attraverso l'emanazione di documenti nei quali, c'è subito da dire importantissimo, il volgare sardo viene da subito adottato come lingua ufficiale e le prime testimonianze scritte della Sardegna giudicale sono proprio i documenti emanati dai giudici nell'esercizio del loro potere da parte delle cancellerie o scribanie. Nel Medioevo la cancelleria o scribania era l'ufficio nel quale si redigevano i documenti delle pubbliche autorità, dove si svolgevano tutte le pratiche inerenti all'emanazione di documenti di pubblica autorità. Quindi si raccoglievano le petizioni dei sudditi, si scriveva la minuta del documento, l'originale, si applicava il sigillo, che era lo strumento di corroborazione per eccellenza del documento pubblico, si registrava, eventualmente si trascriveva il documento in un apposito registro di cancelleria e poi si spediva al destinatario. Ecco, le cancellerie, anche nei regni giudicali sardi, operavano delle cancellerie, che erano però degli organismi abbastanza semplificati, soprattutto se paragonati alle grandi cancellerie, la pontificia, la cancelleria imperiale, ma erano comunque degli uffici in cui si redigevano i documenti emanati dal giudice. Non esisteva la figura del cancelliere che, come nelle grandi cancellerie, che aveva il compito di dirigere il personale dell'ufficio, sovrintendere al processo di elaborazione documentaria e dargli un'impronta di produzione statale. Il giudice si rivolgeva per la redazione dei documenti a delle persone di sua fiducia. In genere erano degli ecclesiastici, dei chierici, perché i chierici erano i principali letterati
erano dei letterati che sapevano leggere e scrivere in latino e soprattutto potevano, in mancanza di notari, di una tradizione notarile, potevano rispondere alle esigenze delle cancellerie giudicali. E diciamo che in tutte le pergamene prodotte nei regni giudicali sardi tra il XI e il XIII secolo, l'estensore del documento, sottoscrivendolo, si definisce a volte sacerdos, altre volte episcopus o archiepiscopus, diaconus, e quindi è comunque un ecclesiastico, persona di fiducia del giudice. E una cosa che non ho detto, i documenti redatti dagli scrivani al servizio del giudice vengono chiamati cartas bulladas, perché, vi ho detto appunto redatti in sardo, cartas nel senso di documento, bulladas perché autenticate con la sigillo plumbeo, la bulla plumbea di autenticazione. Quindi questi scrivani sono appunto degli ecclesiastici, chi presbiter, chi sacerdos, chi levita. Ecco, Nicita non si definisce né presbiter né sacerdos, ma levita. Levita vale a dire sacerdote. Levita, nella Trecani, sono andata a cercarmelo, i Leviti erano una tribù ebraica che si occupava delle mansioni legate al culto. Erano i discendenti di Levi, che era figlio di Giacobbe, terzo figlio di Giacobbe e di Lia. Poi sempre il termine è passato ad indicare in genere, raramente, non sempre, non è così comune, sacerdote. Quindi Nicita è un sacerdote che usa tra l'altro questa terminologia così arcaica, e quindi un sacerdote il quale tra il 1064 e il 1065, quindi siamo appunto alla metà del XI secolo, redige nella Reggia di Ardara, che era la capitale del regno giudicale di Torres, il più antico documento a noi noto prodotto da una cancelleria pubblica sarda, e prima testimonianza proprio della tradizione scrittoria in volgare sardo. Il documento è questo. Si tratta dell'atto di donazione che il giudice Barisoni di Torres, insieme al nipote Mariano che aveva associato al trono, compie a favore del monastero di Montecassino. Infatti questa pergamena si conserva nell'archivio dell'abbazia di Montecassino. Dona al monastero di Montecassino, che Nicita, quindi iniziate già a capire il linguaggio che usa Nicita, dice nell'abbazia qui dicitut castro caxinom, e più dona vediamo qui, vi dico qual è l'oggetto dell'azione, ad abendu tenendu atque possidendo. Quindi il documento, vedete, già è redatto in un misto di latino e sardo. L'oggetto dell'adorazione sono due chiese: la chiesa di Santa Maria di Bubalis, oggi Nostra Signora di Mesumundus a Siligo, e la chiesa di Sant'Elia di Montesanto, oggi Sant'Elia ed Enoch, sempre a Siligo. Il documento è importante perché non nel documento appunto il giudice dona le due chiese, ma c'è aggiunta anche una clausola molto importante nella quale appunto si stabilisce che il giudice non possa interferire nell'elezione dell'abate del monastero sardo. Proprio scrive Nicita, il giudice non può assolutamente neanche destituire l'abate in carica, quindi qualora l'abate venisse a mancare, e se non riescono a trovare un degno successore in loco, allora spetta esclusivamente al monastero di Montecassino scegliere e designare il successore e inviarlo in Sardegna. Quindi questa è una clausola molto importante che viene aggiunta e che stabilisce appunto che il giudice non interferisca minimamente nelle questioni interne al monastero sardo. Il documento non è datato, Nicita non indica l'anno di redazione. Infatti qui vedete la data, l'ho indicata tra parentesi quadre 1064-1065, perché la data viene ricostruita
sulla base delle notizie riportate nella cronaca del monastero di Montecassino e relative ai primi contatti tra il giudice di Torres Barisone I e l'abate di Montecassino Desiderio. Nella cronaca del monastero di Montecassino si racconta che nel 1063 il giudice Barisone aveva inviato dei legati a Montecassino, all'abate Desiderio, per chiedere l'invio di monaci litterati, cioè ben specificato, cioè monaci che fossero in grado di leggere e scrivere in latino. Però cosa succede? Che questi 12 monaci del convento scelti da Desiderio per la missione sarda, tra l'altro forniti di codici, reliquie, suppellettili sacre, nei pressi dell'isola del Giglio vengono aggrediti, assaliti e depredati da navi pisane, per cui non riescono in prima battuta a raggiungere l'isola. Solo dopo 2 anni, si racconta sempre nella cronaca, in seguito alle proteste di Barisone, ma soprattutto grazie all'intercessione del pontefice Alessandro II, i monaci riescono a prendere possesso delle chiese oggetto della donazione, quindi insomma intorno al 1064-1065. Ritorniamo alla figura del nostro Nicita, che ha scritto questo documento. Intanto vedete che il documento è perfettamente conservato, si conserva anche la bulla plumbea, il sigillo, che presenta da una parte la leggenda Barosone Rex, con un signum crucis, e dall'altro lato c'è un'effigie, diciamo, molto schematica di Barisone. Il Nicita è sicuramente sardo. Perché? Perché il documento è vergato in un misto di latino e sardo. Infatti Nicita, alla fine del documento, sente il bisogno di giustificarsi. Lui non si giustifica tanto per il latino corrotto, per questo misto di latino e sardo, quanto piuttosto per la scrittura, littere maledificate, scrive. Quindi per la sua cattiva grafia. Qua io l'ho scritta sia nella lingua originale che tradotta. Lui scrive: io Nicita Levita, scrivano, quindi vedete, lui si definisce scrivano, scrissi nel palazzo del re, e poiché il tempo era tenebroso, in quell'ora c'era poca luce ed avevo gran fretta, perciò voi, signore abate di Montecassino, che scrivete a Dio e a San Benedetto, non mi condannate subito se sopra troverete la lettera mal scritta. Ecco, vedete, si giustifica per la cattiva grafia, ma essendo come siete sapiente, emendatela nel cuore vostro e perdonatemi misere colpevole, che sono anche testimone della donazione. Quindi aggiunge alla fine del documento, guardatela qua, questa parte finale, proprio in uno piccolo spazio ristretto che gli era rimasto tra il documento e l'applica della pergamena, che serviva per rafforzare la pergamena nel punto in cui passava il cordoncino del sigillo al quale era appeso la bulla. E infatti la grafia è anche di modulo più piccolo e le righe sono anche più ravvicinate. Qui si praticamente imputa gli errori che si trovano nel documento alla fretta che gli era stata messa dal giudice o dai legati di Montecassino per la redazione del documento, e poi il fatto che avesse scritto tardi, dice c'era un tenebro, era già sera e quindi non c'era poca luce, poco lumine, scrive lui. È sardo, attesta il fatto che sia sardo anche l'uso di formulari locali, in particolar modo le clausole combinatorie che si trovano alla fine del documento, le sanciones, che erano delle clausole che servivano per garantire l'osservanza del documento attraverso la minaccia di una pena per chi non rispettasse
non ottemperasse agli obblighi che venivano a crearsi con l'azione giuridica documentata, questa era la sanzione negativa, oppure la promessa di una ricompensa per chi invece rispettasse fedelmente quanto stabilito dal documento. Ecco, queste clausole combinatorie si ritrovano in tutta la documentazione giudicale prodotta all'interno dei regni giudicali sardi e si ritrovano anche molto simili, insomma con poche varianti, anche nei documenti greco-bizantini dell'Italia meridionale. Quindi, per esempio, Francesco Cesare Casula parlava di formule di sapore bizantino, o anche Manincheda, per esempio, invece parla di una comune origine per questa tipologia di formule di sapore bizantino. Fatto sta che nei documenti giudicali sardi si ritrovano sono formule molto lunghe, molto elaborate. Io qua vi ho riportato quella di Nicita, ma poi vedremo qualcun'altra anche per altri scrivani, quindi anche altri regni giudicali. La leggiamo in italiano: chi osasse venir meno a quanto stabilito nel documento, l'ho tradotta io, che noi abbiamo fatto redigere, sia egli giudice o donna, Dio cancelli il suo nome dal libro dei viventi e le sue carni siano dilaniate dagli uccelli del cielo e dagli animali della terra, e sia maledetto da San Benedetto, dei 12 apostoli, dei 16 profeti, dei 4 evangelisti Marco, Matteo, Luca e Giovanni, e dagli 8 ordini di angeli e 10 di arcangeli. E qua si fa riferimento anche a un personaggio biblico, a personaggi biblici, quindi Nicita parla di personaggi dell'Antico Testamento. Vedremo che invece altri scrivani scrivono sempre più o meno, le formule hanno sempre la stessa articolazione, ma fanno riferimenti a personaggi del Nuovo Testamento, tipo Giuda, Erode, sempre cattivissimi e comunque puniti E quindi infatti qua questi sono personaggi del Vecchio Testamento, e si apre per lui la terra e lo può inghiottire vivo, come aveva inghiottito Datam, Corem e Abiram, che erano dei principi ebrei che avevano osato ribellarsi a Mosè, e per cui si era aperta la terra e li aveva praticamente inghiottiti. E poi sia maledetto da tutti i santi e le santi di Dio. Amen fiat, amen fiat. Molto più piccola la clausola di benedizione, la sanzione positiva, perché poi in realtà quello che interessava era spaventare chi osasse venir meno a quanto stabilito del giudice, piuttosto che premiare chi invece rispettava. Infatti dice: chi rispetterà questo documento e dirà che è giusto abbia la benedizione di Gesù Cristo, della Vergine Maria sua madre, di San Benedetto, Sant'Elia confessore, che era il titolare della chiesa oggetto della donazione, mentre San Benedetto è il titolare, insomma, dell'abbazia di Monte Cassino, e di tutti i santi e le sante di Dio che abbiamo nominato sopra. Da notare che le clausole sono qua. Io vi ho ritagliato la parte in cui si trovano le clausole di maledizione e di benedizione. Sul margine sinistro si trovano 6 segni di croce greca che probabilmente si riferiscono alle 6 persone che erano presenti alla redazione del documento, i 6 testimoni. Uno è Nicita, perché Nicita alla fine del documento dice di aver scritto il documento, ma di essere anche stato testimone, dice ego so testimonio. E quindi 6 sono le persone che sono presenti alla redazione del documento. Sono Nicita, il giudice Barisone, il nipote Mariano, che lui aveva associato al trono, che infatti sarà poi il successore sul trono giudicale, e 3 donnicelli, Comita, Pietro e Mariano. I nomi tanto sono sempre gli stessi, quindi non si può sbagliare, che sono fratelli del giudice, che erano presenti al momento della redazione. Quindi queste 6 croci potrebbero proprio riferirsi ai 6 personaggi, come dei signa manus, dei personaggi che erano presenti al momento della redazione di questo importante documento. Un altro elemento su cui Nicita si giustifica per le littere edificate male, e in effetti, come potete vedere, la grafica, non so se si vede,
che io lo vedo si vede, la grafia di Nicita è decisamente una grafia molto impacciata, mal allineata, non riesce neanche a seguire la rigatura che era sicuramente stata predisposta sulla pergamena, era stata sicuramente tracciata una rigatura a secco con una punta metallica, ma lui va storto, non riesce neanche a seguire delle regole morfologiche coerenti. Ad esempio lui usa il nome dell'abate Desiderio, che io qua vi ho circondato, vedete qua con questo cerchietto, è minuscolo, Desiderio è scritto minuscolo, così come minuscoli sono i nomi di tutti i donnicelli, Comita, Pietro, lui li scrive minuscoli, ma gli unici nomi che scrive maiuscoli sono il nome del giudice nella prima riga, Barossone, e il suo nome, lo vedete in basso, Nicita. Addirittura non solo l'N maiuscola, ma anche raddoppiata. Quindi evidentemente aveva proprio... Sì, questa sottoscrizione così articolata ricorda molto da vicino le note che i copisti medievali scrivevano alla fine del loro lungo lavoro di trascrizione di un codice. Il lavoro è faticoso e alla fine del codice aggiungevano una nota, spesso si sfogavano, si lamentavano per il lavoro lungo e a volte ricorrevano proprio al topos della excusatio non petita. C'è un codice del X secolo in cui alla fine del codice, alla fine della sottoscrizione finale, il copista scrive: ho scritto tutto da solo e con la mano sinistra, quindi abbiate pietà se ho fatto qualche errore nella grafia. Sì. Oppure questa sorta di captatio benevolenze di Nicita nei confronti dell'abate Desiderio può essere accostato anche ai topoi della modestia di fronte al destinatario, che è molto ricorrente anche questo nei testi medievali. Adesso mi viene in mente un codice di Bobbio del VIII secolo in cui il copista aggiunge alla fine del suo lavoro di trascrizione: ora pro scripture si Cristo habeas adiuture, cioè prega per lo scrittore se speri nell'aiuto di Cristo. Scripsi ut potui non ut voluit, cioè ho scritto come ho potuto, non come ho voluto, quindi scusandosi anche lui con destino. Quindi diciamo che non è da solo in questa captatio benevolenza, in questa anche excusatio non petita, però lui si scusa solo per la grafia, in effetti, perché lui scrive abbiate pietà di me per le littere edificate male, quindi per la mia cattiva grafia. In realtà lui non si scusa per il latino che non conosce e che cerca di scrivere in latino, probabilmente perché si rende conto che il destinatario non è sardo, cioè il destinatario della donazione è il monastero di Monte Cassino, quindi usa questo misto di sardo e latino che denuncia proprio la sua scarsa preparazione. Quindi diciamo che il primo scrivano attestato nelle cancellerie giudicali di Sardo è un ecclesiastico che conosce proprio il latino scritto, probabilmente anche il latino parlato, e che è molto lontano dagli standard delle altre cancellerie europee, quelle più importanti, la cancelleria pontificia, la cancelleria imperiale. Forse è più vicino ai servi preti che sono citati nel Condaghe di San Pietro di Silchi, o espressione, per usare oppure un'espressione della Gran Misère, per usare un'espressione usata da Turtas, che ha il clero sardo, che caratterizza il clero sardo nel XI secolo. Quindi sicuramente lui non conosceva il latino. E proseguendo nel nostro excursus, non conoscevi il latino, non sappiamo se conoscessi il latino, perché lui scrive interamente in sardo. Un altro ecclesiastico, qui siamo nel giudicato di Arborea, il primo scrivano attestato ad Arborea, anche lui un ecclesiastico,
che si chiama Mariano presbiter di Nuraginieddu, quindi anche lui come Nicita che era levita, lui è un presbiter. Anche Mariano di Nuraginieddu scrive una grafia non molto diversa da quella da Nicita, sempre una scrittura piuttosto povera, impacciata, anche lui non riesce a seguire delle regole morfologiche coerenti, e anche lui come Nicita usa forse lui anche ancora di più usa le lettere maiuscole a sproposito, le inserisce anche all'interno della parola. Forse il suo intento è quello di conferire maggiore solennità al documento, inserendo per esempio delle lettere maiuscole e delle lettere onciali all'interno della parola. Scritto da Mariano di Nuraginieddu c'è giunto un unico documento che è questo che appunto vi presento, che vedete nella slide, che è anche il più antico documento redatto nel giudicato di Arborea. Siamo nel 1102, quindi un po' più avanti rispetto a Nicita, ma lui non è molto lontano da Nicita. Ed è il documento col quale il giudice d'Arborea, Torbeno di Lacon, insieme alla moglie Anna De Zori, compie una permuta col cugino. Il cugino si chiamava Costantino Dorrubu. E praticamente in cambio di un cavallo dal manto rossiccio di una terra vicino alla domestica di Nuraginieddu, la domestica era una sorta di azienda agricola, cioè un insieme di abitazioni rurali dalle quali dipendeva tutto il territorio circostante, quindi pascoli, vigne, terreni coltivati, e poi nella domestica vivevano tutti i servi che dovevano provvedere all'allevamento del bestiame e alla coltivazione dei campi. Ecco, il cugino cede al giudice un cavallo e una terra vicino a Nuraginieddu e Nuraginieddu. E il cugino riceve dal giudice dei servi con la loro prole, 3 saline e alcune terre in Terralba e Nuneri. E il documento è molto interessante. Allora, intanto è interamente, mentre Nicita scrive un misto di latino e sardo, Mariano di Nuraginieddu scrive interamente in sardo, ma in effetti questo non è un documento che ha un destinatario esterno, continentale, come poteva essere il Massimo di Montecassino. È un documento interno al giudicato di Arborea, è una permuta che il giudice fa col cugino, quindi è tutto interno, cioè il mittente e il destinatario sono interni al giudicato di Arborea, e quindi Mariano di Nuraginieddu scrive il documento interamente in sardo. E il documento è anche molto interessante perché ci fa capire quanto fosse semplificato il processo di produzione del documento nelle scrivanie pubbliche sarde. Qua, ecco, io ve l'ho evidenziata qua con la freccia rossa, qui parte da questo punto parte la sottoscrizione di Mariano, e scrive: ed ego presbiterum Mariano del Nuraginieddu iscrisi ista carta attitandomi su donnum meu cum buca sua in Aristanis. E poi aggiunge la datazione in calenda sottombre in 15 dies e die mezzettima e dell'una prima. Quindi io, Mariano di Nuraginieddu presbitero, scrissi questa carta attitandomi, cioè dettandomi, che mi ha dettato su donnum mio con la sua bocca ad Oristano. Quindi ci dà intanto anche importante indicazione, il luogo di redazione del documento ad Oristano, probabilmente nel Palazzo Reggio, e poi l'indicazione cronologica, che in effetti non è completa, ci dà solo il giorno e il mese. Il calendas qui non è utilizzato per indicare calenda non eirice, il calendario giuliano, ma probabilmente per indicare, secondo il calendario era il 15 ottobre, di mercoledì, anche die mezzettima, e poi dà solo l'indicazione della luna nuova, quindi dell'una prima, quindi l'indicazione del calcolo lunare, ma appunto è stato ricostruito che l'anno era il 1102.
che nel 1102, il 15 ottobre, cadeva di mercoledì e poi si concilia con gli anni di governo di Torbeno di Lacon. Nella parte finale del documento, vedete, il documento è scritto su una pergamena stretta e lunghissima, mentre nel primo abbiamo visto si conservava la bulla, Plumea qui non si conserva, ma ne rimangono evidenti tracce. Si vede alla fine del documento la piega della pergamena e anche parte del cordoncino che doveva reggere la bulla Plumea, che purtroppo non si conserva. Questo documento è conservato nell'archivio di Stato di Genova, l'altro è conservato a Monte Cassino, questo è a Genova. Nella parte finale del documento anche Mariano di Nuaginiedo come Nicita aggiunge le clausole combinatorie, le sanciones, che sono molto simili a quelle di Nicita, ma con alcune, cioè sono sempre lunghe, articolate, ma appunto con alcune varianti. Proviamo a leggerla direttamente in sardo. E chi ha il lassare in coordina, scusatemi poi per il sardo, questo sardo così medievale, in cui ordinaiego iudice Torbeni de Zori a Costantine Dorrubu fidele meu abeat benedizione de Deus e de omni santos e santas Dei. Amen. Quindi il contro, vi ricordate, Nicita metteva prima la benedizione e poi la benedizione, poi il contrario, prima la più sintetica benedizione e a seguire la più elaborata maledizione. E qui Dea istruminare voluberit e dixerat quia non sit, istruminet Deus magine issoro in istus seculu cizo. Cioè, cancelli Dio la sua immagine da questa vita il più velocemente possibile, infatti dal latino citius, et deleantur nome eius de libor vitae, quindi molti betacismi, cioè quindi si è cancellato il suo nome dal libro della vita, quindi muoia, e appant anatema, e quindi poi inizia la serie dei 12 apostoli, dei 16 profeti, dei 24 signori e dei 318 padri santi. Questi non c'erano da Nicita, sono i padri santi del concilio di Nicea. E poi ecco, non personaggi dell'Antico Testamento ma del Nuovo Testamento, perché dice appam parzone, cioè condivida la stessa parte, quindi la stessa sorte di Erode e di Giuda traitore, e poi cum diabolu in infernu. A volte in altre clausole si aggiunge in infernu inferiori, cioè proprio no, lui non lo dice, però in un altro documento mi ho letto in inferno inferiore per dire. Forse è meno cruenta, perché lui non parla di carni dilaniate dagli uccelli del cielo, dalle fiere della terra, però comunque è sempre molto, molto, molto cruenta. La grafia di Mariano di Nuaginiedo, diciamo che non è diversa da quella di Nicita. È interessante il fatto che Mariano nel documento vede, è lunghissimo. Questa parte, quindi quasi più della metà del documento, poi finisce qua, diciamo, qui finisce il testo del documento, poi inizia il lungo elenco dei testimoni, che sono tantissimi, quindi evidentemente si trattava di un documento molto importante, perché sono testimoni, a parte il giudice, prima Dio, poi il giudice, la moglie, poi ci sono tutti i curatori, cioè di tutte le varie curatorie di Valenza, Bonorzuli, Guilcio, insomma, tutte le curatorie del giudicato d'Arborea, tutti i funzionari, gli amministratori che si occupavano dei cavalli e del bestiame, probabilmente perché c'era in gioco lo scambio di un cavallo,
E poi ancora è presente un rappresentante della Chita dei Bujacesos, che era la guardia personale del giudice e che insomma accompagnava il giudice continuamente in tutti i suoi spostamenti, e quindi probabilmente anche nel momento in cui il giudice riceveva un documento. Non in questo, ma in altri documenti del giudicato d'Arborea sono presenti anche, oltre ai curatori delle varie curatorie, delle varie circoscrizioni territoriali in cui era diviso il giudicato, anche i vescovi delle diocesi che ricadevano nel territorio del giudicato d'Arborea. Comunque qui sono tanti, infatti questo documento che si conserva, vi chiederete perché si conserva nell'Archivio di Stato di Genova, ve lo siete chiesti, visto che è uno scambio che il giudice fa col cugino e che insomma, Genova non c'entrava, non contiene, io me lo sarei aspettato a Genova se avesse contenuto una donazione alla Repubblica di Genova o alla Cattedrale di Genova. In realtà si conserva a Genova perché è giunto a Genova come munimina, come garanzia di altre donazioni che il giudice d'Arborea fa alla Cattedrale di Genova. Era normale nel Medioevo, infatti succedeva questo, che insieme al documento che attestava la donazione o anche la permuta di un bene, andasse al destinatario, insieme al documento che attestava quella donazione, anche tutti quegli altri documenti in cui si parlava di quel bene oggetto della donazione, in cui era citato quel bene oggetto della donazione. Quindi è probabile che questo documento sia giunto a Genova allegato, tra virgolette, passatemi questa parola, ad un altro documento che conteneva una donazione. Probabilmente il primo documento che attesta una donazione da parte del giudice d'Arborea a Genova è del 1131, è la donazione della chiesa di San Pietro di Claro da parte di Cognita. È probabile che questo documento sia giunto a Genova in quell'occasione. È allegato a quella donazione. Quindi è probabile che questo documento avesse molta importanza, evidentemente comunque per il giudice d'Arborea aveva importanza se lo invia a garanzia di altre donazioni a Genova, e dico per fortuna è stato inviato a Genova perché si è conservato ed è giunto fino a noi. Il fatto che fosse importante lo attesta secondo me anche la grafia, perché sì, è disordinata, insomma, non segue regole morfologiche coerenti, ma ci sono molte lettere maiuscole inserite, questa G di Nigello, inserite all'interno della parola, e secondo me perché il fine di Mariano era quello di conferire solidità a questo documento, che per il giudice evidentemente aveva importanza. Evidentemente questo scambio di beni col cugino era importante. Io proseguirei il mio excursus con altri scrivani. Adesso abbiamo iniziato con Nicita, abbiamo proseguito con Mariano di Nuragimieddu. Adesso passerei a degli scrivani, quindi un po' più avanti, siamo insomma a partire dal 1112, che dimostrano un'abilità scrittoria maggiore dei due precedenti, e anche i documenti da loro redatti presentano un formulario con dei caratteri più definiti. Questo è, ritorniamo a Torres, quando a partire dal 1112 la scrivania lugutorese comincia ad assumere delle connotazioni più precise. I documenti vengono redatti, come già quello di Nicita, sempre a Vardara, che è la sede privilegiata di redazione dei documenti, perché è la capitale del giudicato. C'era la sede del Palazzo Reggio, dove probabilmente aveva sede anche la cancelleria. E l'espressione che si legge nei documenti è in regno qui dicitur ardar. Il documento è scritto in regno qui dicitur ardar.
ma anche il formulario dei documenti comincia a assumere dei caratteri più definiti. I documenti, adesso ne vedremo vari e vedremo anche quali sono gli scrivani, si presentano tutti fatti in questo modo, sono tutti articolati in 4 parti che sono tutte evidenziate da delle lettere iniziali decorate che denotano una diretta influenza della scrittura libraria nella formazione grafica del copista, dello scrivano. Cioè queste lettere iniziali così decorate noi non le ritroviamo normalmente nei documenti, si trovano nei codici, nei libri, all'inizio delle varie parti in cui si articola il libro, i testi all'interno del codice, e invece qua appunto le ritroviamo in un documento per evidenziare le diverse parti in cui si articola il documento. E le lettere sono sempre le stesse, adesso ne vedremo vari documenti, sono una A di auxiliante Domino Deo, che è l'inizio della invocazione a Dio con cui si apriva in genere il documento. Il documento medievale inizia solitamente con l'invocazione alla divinità, nel cui nome doveva compiersi, secondo l'insegnamento di San Paolo, ogni atto dei fedeli. Quindi questa è la di auxiliante Domino Deo. Tra l'altro l'invocazione è lunghissima, perché si invoca Gesù, la Madonna, gli arcangeli, San Pietro, e poi, interessante, i santi Gavino, Proto e Gianuario, che erano i santi protettori dei giudici di Torres e del giudicato di Torres. Quindi in qualche modo è una invocazione personalizzata, diciamo così, per il giudicato di Torres. E poi le altre lettere sono 3. La prima dà inizio alla sanzione negativa, quindi alla clausola di maledizione, che vedete occupa molte righe nel documento, circa 9 righe. Poi la seconda della congiunzione dà inizio alla clausola di benedizione, e l'ultima et sunt testimonius, il lungo elenco dei testimoni. Poi alla fine del documento, in quasi tutti i casi, si trova il nome dello scrivano e le indicazioni cronologiche o complete o parziali, e l'indicazione anche del luogo di redazione, la formula in regno quidicitur ardar. La lingua è sempre un latino misto a volgare sardo, quindi alcune formule, alcune parti sono in latino, ma il documento poi è in sardo, soprattutto è in sardo la parte del dispositivo, cioè dove si dice cosa si dona e che cosa è oggetto della donazione. Quella parte è sempre in sardo. Ecco, io adesso ve ne faccio vedere alcuni. Questo si conserva nell'Archivio di Stato di Firenze. Vedete l'articolazione in 4 parti, la A e poi le 3 che sono diverse, perché poi ogni scrivano, diciamo, le realizza in modo diverso. Questo documento è del 1112 ed contiene la donazione del giudice Costantino I di Torres insieme alla moglie, la donazione ai camaldolesi della chiesa di San Salvatore la chiesa di San Pietro di Scano Montiferro, con tutte le sue pertinenze. Anche di questo documento, vedete, non si conserva la bulla plumbea, ma ne rimangono evidenti tracce, cioè la piega della pergamena e il cordoncino. Chi scrive il documento è un presbiter, vedete, è sempre un ecclesiastico, Furatus, quindi è sicuramente sardo, perché Furatus è un nome molto diffuso in Sardegna, e dice: Furatus presbiter, ho scritto questa carta sotto il regno di Costantino Rex, giudice, e della moglie Marcusa, in regno quidicitur ardar. Poi dice, le indicazioni cronologiche sono un po' parziali, dice il giorno prima delle calende di maggio, quindi il 30 aprile, e poi anche lui indica la luna, così come l'aveva indicata anche Mario di Nuova Ginier, la 12ª,
e la datazione che ho indicato infatti tra parentesi qua è stata ricostruita sulla base di un altro documento datato che contiene la conferma della donazione della chiesa di San Pietro di Scano da parte dell'arcivescovo di Torres, quindi è stata anche questa ricostruita. Vedete, le datazioni spesso non sono complete, quindi bisogna ricostruirle. Anche qui vedete quanto le clausole abbiano una parte fondamentale nel documento. Praticamente è tutta questa parte, cioè più della metà del documento è occupato dalle clausole, le sanziones. Questo è un altro, è redatto sempre da Furatus, non so se si veda perché di ausiliante è anche all'interno è disegnata una mitra vescovile. Si vede? No. Qui le sono più elaborate. Il documento è conservato sempre nell'Archivio di Stato di Firenze e contiene la donazione da parte della famiglia dei De Hazen di Torres, che autorizzati dal giudice sempre Costantino donano la chiesa di San Nicola di Trullas ai camaldolesi insieme a tutto ciò che era contenuto all'interno della chiesa, compresi i codici liturgici. Chi redige il documento è sempre il solito Furatus, che qui aggiunge anche il suo cognome, Furatus presbyter dicto nomine de castra, sempre scripsi staccati in regno cudicitur ardar. In questo documento io non ve l'ho trascritta, nella parte finale del documento c'è la datazione completa. Infatti vedete, è datato, c'è anche l'anno 1113, ottobre 29, sempre fatto ad Ardara. La grafia di Nicita, di Furatus, questo è l'ultimo documento che vi propongo sempre di Furatus. Ecco qui la modestia, cioè la formula humilitatis, indignus presbyter, si definisce, qui scrive per il fratello del giudice Costantino Gonario, sempre quindi il documento del 1120, sempre l'articolazione in 4 parti. Qui le forse sono addirittura ancora anche più elaborate. La grafia di Furatus, aspettate che forse qua, ecco, forse qua si vede meglio, dimostra senz'altro un'abilità scrittoria superiore a Nicita, superiore a Mariano di Nuraginieddu, e anche una maggiore conoscenza del latino, del sistema abbreviativo medievale, anche se vi dico che il documento è sempre redatto in quel misto di latino e sardo. Accelero perché non lo so ancora quanto tempo ho ancora, ditemelo voi perché vado. Anche questo lo vedete sempre, questo è un altro scrivano, sempre alla corte di Costantino, sempre il documento redatto diviso in 4 parti con ricorso a queste lettere decorate. Lo scrivano si chiama Melacci, lui non dice di essere un presbite, di essere un episcopo, di essere un sacerdote, ma sicuramente un ecclesiastico, perché la formazione è quella, e quindi sicuramente insomma, ecco, come Furatus e come altri che troviamo sempre nel giudicato di Torres, e quella è la sua provenienza. Forse la sua grafia è meno accurata di quella di Furatus. Ecco, Furatus è quello più bravo. Avete visto che Furatus, questo anche Melacci, rispetta la rigatura. Ecco, tutte queste pergamene di Torres presentano tutte la rigatura a secco, e che viene rispettata, cioè l'impaginazione è corretta, è rispettata, così come la rigatura dallo scrivano.
che rispetto a Nicita, prima perché andava, era proprio la grafia era mal allineata, siamo in un altro livello, infatti. Questo è sempre di Melacci, però ve lo volevo far vedere. Ecco, questo è un altro scrivano, Costantino, lui si chiama Costantine de Matrona. Probabilmente si tratta di un vescovo di Bisarcio, perché abbiamo un altro documento vergato, scritto che non ci è giunto in originale, ma in una copia autentica, quindi non ve l'ho neanche mostrato, scritto da Costantino di Matrona, episcopus di Bisarcio, quindi è probabile che sia lo stesso personaggio, e che lo stesso scrivano, quindi anche lui un ecclesiastico. Questo documento è sempre l'epoca è quella di Costantino di Torres, è interessantissimo perché qui le iniziali sono rubricate, cioè addirittura con l'aggiunta dell'inchiostro rosso. E quindi ancora di più un accostamento alle scritture librarie. Nei libri si trovano le iniziali miniate per segnalare l'inizio delle varie parti del testo, e invece lui qua usa le lettere rubricate per segnalare l'articolazione del documento. Questa pergamena non sappiamo chi l'ha scritta, risale al 1136 perché è datata, quindi il giudice non è più Costantino, ma il figlio Gonario, che autorizza il Costantino de Aten a compiere questa donazione a favore dei monaci di Monte Cassino. Vedete che la partizione del documento è sempre la stessa, forse quindi aggiunge addirittura una, quindi invece che 4 parti vedono 5 parti, quindi troviamo 5 iniziali decorate, ma addirittura lui utilizza delle iniziali zoomorfe. Vedete che questa è la forma di un animale, non so che animale sia, ma è un animale con le zampe, quindi come le iniziali zoomorfe, antropomorfe, ma anche con foglie, alberi, si trovano proprio nei codici medievali, quindi è sicuramente uno scrivano che ha una certa, non soltanto conoscenza, perché i codici li conosce, li legge, perché se è un sacerdote deve leggere i codici liturgici, ma le sa anche scrivere, quindi ha sicuramente una conoscenza conosce le scritture librarie, le sa scrivere. Infatti anche la grafia di tutti questi documenti è una grafia più a parte questi iniziali, è più libraria, è una scrittura posata, diritta, che non una scrittura documentaria, quindi una scrittura più veloce, più corsiva, perché sono scrivani probabilmente più formati sulle scritture librarie che non documentarie. Infatti vi faccio vedere, per fare un confronto, una scrittura documentaria. Questo è un documento redatto per volontà di Gonario di Torres. Gonario, voi conoscete perché ha dedicato la sua lezione a Gonario, il suo seminario, insomma, la sua chiacchierata a Alessandro Sud. Questo è un documento vergato dietro mandato di Gonario di Torres, ma è completamente diverso da quello che abbiamo visto fino a questo momento. Intanto, prima di tutto, è in latino. È completamente in latino, ma vedete che la grafia è completamente diversa, è una scrittura documentaria. Questa è una scrittura documentaria, è una scrittura dell'inizio del XII secolo che utilizzavano i professionisti della scrittura, i notai. Chi scrive questo documento non è sicuramente uno di quegli scrivani che abbiamo conosciuto in Furatus, in Melacci, in Costantino da Matrona. Non lo sappiamo chi l'abbia vergato, ma è sicuramente uno scrivano professionista pisano. Infatti il documento contiene una importantissima donazione che il giudice Gonario di Torres compie a favore dell'opera della chiesa di Santa Maria di Pisa. L'opera di Santa Maria è l'ente preposto alla costruzione e poi manutenzione della cattedrale di Pisa, quindi è un ente ricchissimo che aveva moltissime proprietà in Toscana ma anche in Sardegna. E Gonario fa una donazione
molto consistente, gli dona 2 corti e poi si tiene la curatoria della Nur e poi la corte di Bosove vicino a Sassari. La curatoria di Roma già però oggi nel territorio di Sassari. Il documento viene vergato probabilmente da uno scrivano che non scrive il proprio nome, ma che viene scelto dai destinatari del documento, l'opera di Santa Maria di Pisa. Infatti il documento è datato, la data è riportata all'inizio del documento, così come all'inizio del documento la scrivevano i notai. Quel signum che troviamo all'inizio, che non è un signum di croce, potrebbe trattarsi proprio del signum del notaio che ha vergato questo documento, quindi uno scrivano professionista. Ma questo documento è unico anche perché è sottoscritto alla sottoscrizione autografa del giudice Gonario. Io vi ho ritagliato, ed è questo appunto, il giudice a un certo punto qua sottoscrive il documento ed è l'unica sottoscrizione autografa di un giudice sardo che a noi si è aggiunta in genere di un'autorità laica che possediamo per quest'epoca. Il giudice scrive, fa un signum crucis e poi scrive in nomine Domini Amen ego iudice Gunnari scripsi. In realtà scripsi, cioè lui dice io ho scritto il documento, non può aver scritto il documento perché potete voi stessi vedere quanto sia differente la grafia di Gonario, che ricorda invece magari più quella di Nicita, quindi ha una preparazione elementare di base rispetto alla grafia del professionista che scrive il documento. Questo è un documento anche molto particolare, non si conserva la bulla, ma c'era, perché vedete che nella parte fine del documento si vedono i fori dai quali poi passava il cordoncino che reggeva il sigillo. Quindi la scrittura di Gonario, torno un attimo indietro così vi faccio vedere un'altra grafia di uno che non è un professionista. Ecco, ricorda la grafia del vescovo di Bosa, la vedete qua alla fine, che ha sottoscritto questo documento sempre in maniera autografa, quindi sottoscrizione autografa non si vede. Perché si ego Petrus Bosane Episcopus, no, Bosane Ecclesiae, confirmo et manum mea subscribo. Quindi è la sottoscrizione del vescovo di Bosa. È diversa dalla grafia di chi ha vergato il documento, cioè sono scritture non dello scrivano, ma di un personaggio, in questo caso il vescovo di Bosa, lei addirittura il giudice che è presente alla redazione del documento e lo sottoscrive. In realtà qui addirittura Gonario scrive lui che l'ha scritto il documento, ma semplicemente l'ha sottoscritto. Io concluderei, perché forse vi ho anche tediato troppo, la mia con l'unica volta che in Sardegna si trova nominato un cancelliere è proprio nel giudicato di Arborea ad Oristano, e il cancelliere è Pietro Pagano. Questo è il documento da lui vergato. Questo è il documento. Pietro Pagano lavora all'interno della cancelleria del giudicato di Arborea tra gli anni 80 del XII secolo fino al 1195. È un sacerdote anche lui, perché il primo documento che a noi ci è pervenuto, che lui scrive per conto del padre di Pietro, cioè per Barisone II, lo scrive, contiene una donazione all'opera di Santa Maria di Pisa. Lui si definisce indignus sacerdos e quindi sappiamo che è un sacerdote, però poi a un certo punto evidentemente continua a lavorare all'interno della cancelleria e a un certo punto conquista il titolo di cancellario, cioè sotto il regno di Pietro, quindi del figlio di Barisone, il suo successore sul trono giudicale, diventa cancellarius domini Petri
Iudex arborensis, anche Cartulum scripsi, Iudex l'ha scritto lui, non Iudicis, e io vi ho scritto effettivamente, me l'aveva vergato, vi ho trascritto la sua sottoscrizione, anche Cartulum scripsi, confirmavi et dedi. Per Palabolo c'è dietro richiesta, dietro ordine dello stesso Pietro, re e giudice arborense, e poi l'anno, il 1189, maggio 29, quindi è l'unico cancelliere attestato in Sardegna. Io concludo perché mi sembra di aver parlato abbastanza e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, perché è stata, penso di parlare a nome di tutti, è stato un intervento molto interessante, a momenti anche esilarante, perché quando si partiva con le maledizioni, io trovo comunque sempre emozionante. All'università ho dato un esame di paleografia, sì, trovo sempre emozionante vedere la scrittura di questi personaggi, perché comunque è un modo per conoscerli quasi meglio, perché è una cosa intima la nostra calligrafia. Però noto, commentavo con la professoressa Martorelli, che la burocrazia non è cambiata, cioè in realtà il documento viene redatto per un motivo che è ristretto in poco spazio, e poi c'è tutta la fuffa, tutto il contorno. Qua però era molto emozionante, e poi Nicita mi ha fatto molta simpatia, perché in questo suo latino sardo mi ha ricordato mia nonna quando tentava di parlare italiano per fare bella figura, e quindi univa le due cose. Io non so se qua c'è qualche curiosità, qualche domanda, so che c'è qualcosa dalla diretta a Facebook. Vai. Una domanda da casa. Anna Lado chiede, una curiosità più che altro: è vero che le segreterie del giudicato d'Arborea erano preferibilmente gestite da francescani? Possiamo rispondere? No, cioè le cancellerie non microfono. Lei dice le segreterie del giudicato. No, non so cos'è. La cancelleria dipendeva dal giudice, era l'ufficio in cui si redigevano i documenti emanati dal giudice, quindi era il giudice che sceglieva gli scrivani che dovevano redigere i documenti per suo conto. Mariano IV sceglie dei notai, perché per Mariano IV abbiamo i notai che redigono documenti, per conto del giudice, per incarico del giudice, ma sono notai a tutti gli effetti, notai di nomina regia. Ok. C'è un'altra domanda? Attilio Medda chiede: vi sono differenze tra gli stili di scrittura utilizzati in Sardegna e quelli del continente? Vi è stata una degenerazione, evoluzione parallela? Allora, diciamo che quelle grafie che abbiamo visto degli scrivani sono tutte la scrittura è la scrittura carolina, che è la scrittura che veniva utilizzata a partire dal IX secolo fino al XII secolo. Quindi siamo, diciamo, nell'ambito insomma, siamo coerenti con quanto succedeva nel resto dell'Occidente medievale. Il problema è che le scritture documentarie che si utilizzano nella stessa epoca, cioè nell'XI e XII secolo, sono invece diverse, cioè le scritture cancelleresche utilizzate quindi nelle cancellerie sono scritture che hanno magari le aste particolarmente sviluppate, più corsiveggianti. Invece queste, le scritture che abbiamo visto attestate nella nostra documentazione, sono scritture che hanno un'impostazione più libraria, quindi scritture più posate, più librarie, però
la scrittura è la carolina, che era quella che è utilizzata nel resto dell'Occidente medievale. Si è sentito? No. Sì, beh, spero sia sentito bene anche da casa. No, perché avevo il microfono. Ho una domanda mia, se posso. Una domanda sugli strumenti, non so se ci sono, immagino di sì, dei ritrovamenti archeologici o... io ho in mente le scene del film Il nome della rosa, dove ci sono i monaci che scrivono. Come erano le penne, gli inchiostri? Cioè, erano proprio piume d'uccello e gli inchiostri fatti con... Una mia studentessa, perché abbiamo fatto quest'anno insieme Silvia, la studentessa ha seguito quest'anno il corso di storia del libro manoscritto, abbiamo fatto proprio tutti gli strumenti utilizzati dallo scriba nel Medioevo e anche gli inchiostri utilizzati dagli scribi. La penna è la penna di volatile, che era la classica piuma, sì, che veniva temperata col coltello alla punta, insomma, per fare continuamente temperata, e l'inchiostro è un inchiostro metallico, un inchiostro ferrotano a base di noci, fatto con la noce di galla, un'escrescenza che cresceva su alcune piante, sul tipo di querce seguita la puntura di un insetto. Da quella noce di galla si estraeva l'acido gallico, che era una componente essenziale dell'inchiostro medievale, che infatti permeava di sé il supporto, quindi non può essere facilmente cancellato dalla pergamena. Anzi, noi abbiamo i palinsesti sono dei testi pergamenacei cancellati e riscritti. Si può far riemergere la scrittura sottostante proprio perché quell'inchiostro ha permeato di sé il supporto e quindi non può essere in alcun modo come un tatuaggio. Sì, come un tatuaggio. Può essere sbiadito, ma si può ravvivare, si può riportare alla luce. Nel passato lo si era fatto spargendo le pagine di pergamena con l'acido, adesso non lo si fa più perché l'acido annerisce le pagine della pergamena, ma si fa ad esempio o con la lampada di Wood, cioè la lampada a raggi ultravioletti che ravviva gli inchiostri sbiaditi, oppure si fa con la fotografia digitale, si lavora sulle immagini, si pulisce l'immagine, si riporta alla luce la scrizione inferiore. E quindi l'inchiostro medievale era questo, quindi anche nelle scrivanie giudicali si utilizzava quel tipo di inchiostro che faceva sì che la scrittura non svanisse dalla pergamena, come poteva succedere con un semplice inchiostro al carbone, un inchiostro vegetale. Invece questo inchiostro ferro-tannico permeava di sé il supporto, non si poteva cancellare. Poi abbiamo tantissime miniature medievali, fonti iconografiche che mostrano tutta la strumentazione dello scriba, proprio di tutto, penne, coltelli, compasso. Cioè, quindi è ben documentato. Sì, abbiamo moltissime, abbiamo anche delle fonti letterarie, quindi elenchi di strumentazione a disposizione dello scriba, che per esempio il copista si doveva portare nella cella nel monastero, oppure doveva avere a disposizione nello scrittorio in cui si svolgevano le attività di scrittura. Grazie. Giù. Bene, se non ci sono altre domande, io ringrazio ancora in chiusura la professoressa Bianca Fadda. Vi ricordo per i soci che venerdì prossimo c'è l'appuntamento con l'assemblea, quindi chiudiamo il ciclo di conferenze i pomeriggi del Romanico, ma ci dobbiamo vedere venerdì prossimo per l'assemblea. Ricordami, siamo a Santa Giusta? Ore 18 al centro civico. Alla Santa Giusta, ore 18 centro civico, che poi è quello che c'è a piano terra del comune dietro, che dà proprio sulla laguna. Sì. Ringrazio ancora una volta la professoressa Martorelli, che è
la mente, esatto, la mente, il cuore di questo ciclo di conferenze ormai da diversi anni. Adesso ti toccherà pensare ad un'altra tematica per il prossimo anno, tanto la chiedono. Ringrazio Silvia e gli operatori del Museo Diocesano. Con voi ci rivedremo il 12 aprile per la presentazione del libro dell'Ilisso, Il tempo dei giudicati, e ringrazio tutti voi che in questi 6 incontri ci avete seguito, sostenuto e, per quanto mi riguarda, anche aspettato. Grazie mille.